I fiori bianchi, la baracchiara, la famiglia che si stringe in un ultimo abbraccio, un lungo applauso accolto nella chiesa di Santa Caterina a Ponte di Brenta, al feretro di Emanuele Vezzù, l'imprenditore che martedì mattina si è suicidato all'interno del capannone della sua azienda di Vigonza. Difficile da contenere i tantissimi amici, parenti e i compagni di classe dei due figli che si sono stretti alla famiglia segnata da una tragedia incomprensibile. Il problema della morte, perché viviamo in questo mondo dove la nostra mente arriva fino a un certo punto. Vogliamo pensare però che sia diverso per Emanuele. Emanuele in questo momento in cui si incontra con Dio, ecco, avrà chiaro il senso della sua vita. Le parole del parroco hanno ripercorso la vita di Emanuele e per lui il sacerdote ha chiesto che possa finalmente gustare la serenità eternamente nel regno dei cieli. Strazianti i ricordi fatti dalla famiglia. Sono il figlio dell'uomo più forte del mondo, ha detto il primogenito. La moglie Elena invece ha chiesto a tutti i presenti di non ricordare Emanuele per il suo ultimo gesto estremo, giunto dopo un periodo difficile al lavoro, ma sempre sorridente come quando andava tra le sue montagne, tra Merano e l'Alta Badia.